Buonasera a tutti ragazzi, ancora una scossa di terremoto è stata registrata in Sicilia, giusto più o meno un'ora fa. In effetti la scossa è stata registrata alle 18:36, quindi un'ora e qualche cosa poco fa ragazzi, comunque stasera in provincia di Catania, esattamente a Milo, nell'area etnea. Il magnitudo è stato di 2,8 e è avvenuto nella zona a 3 km da Milo. La profondità, ragazzi, solo 5 km, quindi diciamo che il terremoto è stato sentito dalla popolazione e dai turisti che comunque ci sono in questo momento nell'isola, in effetti. Quindi ancora tanta paura perché stiamo proprio sotto al famoso vulcano Etna, quindi diciamo non si sa se la natura di un terremoto così, diciamo normale, di una faglia che si è spostata. Non si hanno notizie purtroppo se sia dovuta al vulcano oppure no. Fatto sta che la popolazione giustamente ha avvertito i vigili del fuoco, le solite la gente è scesa in strada, sui social network hanno incominciato a scrivere cosa sta succedendo, le solite cose. Quindi in effetti il magnitudo 2,8 alle 18:36 ragazzi ha una profondità di soli 5 km, quindi perciò diciamo è stato sentito il terremoto perché la profondità era pochissima, in effetti 5 km è superficiale. Per ora non si sa se ci sono o danni a persone o cose, comunque in caso di qualche cosa, come sempre ragazzi, io faccio un aggiornamento, quindi come sempre in caso di qualcosa ci sentiamo dopo ragazzi. Ciao a tutti.